Piemonte. Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto dallo Spazio Più di oggi, martedì 4 novembre 2025. Oggi è l'anniversario della Repubblica, in pratica, della vittoria nella seconda guerra mondiale, della Grande Guerra, dell'Unità d'Italia. Sono state fatte celebrazioni un po' dappertutto. La volevo fare anch'io con una piccola canzoncina, proprio per seguire, che canzoncino è, insomma è un pezzo importante, per seguire la canzone che ha invece usato Antonino Danna per salutarci al termine del suo programma. Vediamo se riusciamo, vediamo, ci siamo? Marciava per raggiungere la frontiera, per far controllo. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi campi il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Passarono quella notte i panni, ma bisognava e andare avanti. Ecco, e noi andiamo avanti con appunto le trasmissioni da Radio Libertà. Il numero della diretta è lo 02 92 94 72 22. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, lo Spazio Più, che vi ammorba ormai da oltre un paio di decenni, e parliamo appunto di quelle che sono le sventure che capitano appunto a noi in Italia. Assieme a me oggi ce l'ho già con me, vero? Assieme a me ho il dottor Marco Castelli, il mio fido collaboratore. Ogni volta che ho bisogno di sostegno e di supporto, eccolo che lui c'è. Buongiorno Marco, bentornato fra noi. Mimo, grazie a tutti per la chiamata e un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E anche alle ascoltatrici, te l'ho insegnato. Prima bisogna salutare le signorine, poi dopo i signorini. O no? Non te l'hanno? Sì, per amore di Dio. Senti... vale per tutti, ecco, utilizzavo l'italiano in senso generico, però va bene, ho tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori, Bravo. Tutti gli ascoltatori, asterischi, punti di domanda, simboli di Batman, come volete. Pure quegli altri, pure quelli che sono indefiniti, o no? Perché sì. Ti devo dire, ma chi vuole ascoltarci sono contento che ci ascolti. Di tutti i generi possibili e immaginabili, esatto. Esatto. In particolar modo appunto comunque sia di quelli che sono anche i lavoratori. Noi qua questa trasmissione la cominciamo tanti anni fa parlando di lavoratori autonomi, poi ci siamo allargati anche a quelli del posto fisso, a quelli con le divise e a quelli appunto con vari livelli e stati di disperazione, no? Io volevo associarmi innanzitutto al cordoglio per la morte dell'ennesimo lavoratore, quello che appunto è perito sotto il crollo della torre dei conti appunto a Roma ieri, e qua veramente è un'epidemia, insomma. Ogni giorno se ne contano. Prima parlavo con Natalia, la regista, di quella che è la sicurezza sul lavoro, no? Evidentemente forse la sicurezza sul lavoro lì in quel di Roma non deve aver funzionato tanto bene. Tu che ne pensi, Marco? È così, nel senso che purtroppo quelli sono dati che fanno sempre arrabbiare, nel senso che si è andata avanti su tanto, anche su questi, sia chiaro, non si può dire di no, però l'idea che nel 2025 in Italia, in Europa in generale, in quello che noi consideriamo essere il mondo civile, si contino ancora i morti sul lavoro, è una cosa che lascia abbastanza l'amaro in bocca a tutti, immagino. Poi si va a cercare ogni volta, come è giusto che sia, per amor del cielo, i responsabili di turno, che possono essere le aziende, possono essere gli stessi diretti interessati, perché non dimentichiamocelo che l'azienda giustamente deve fornire le dotazioni e fornire il responsabile che rompa le scatole affinché le dotazioni vengano messe. Molto spesso per comodità proprio di lavoro, un po' per pigrizia, a volte si tende ad omettere invece
appunto dei dispositivi di sicurezza, Beh. e questo purtroppo a volte diventa determinante per la sopravvivenza in caso di incidenti, altre volte invece la negligenza da parte delle aziende, altre volte ancora... Marco, fermo là, abbiamo un intervento straordinario, visto che proprio sul filo del rasoio lo facciamo intervenire subito, se no poi dopo ci scappa. Buongiorno, benvenuto, chi sei, da dove chiami? Sì, meno male che il rasoio è vecchio, perché sennò ci si taglia. No, Mimmo mi ha detto dai, fai un saluto che sennò non ci sei mai. Allora ho detto vabbè, lo faccio il saluto, e anch'io mi associo al lutto, a quello che è accaduto alla Torre dei Conti a Roma, dove sta torre abbandonata da chissà quando. Da 20 anni, Federico, 20 ma cosa c'era prima ancora non si è capito. Ho visto che delle immagini, che c'era la gente che negli anni 80 ci entrava e ci usciva, non ho capito cosa c'era prima dentro. Io ho letto su Facebook che è colpa dei fascisti, perché la prima cosa che è crollata giù è stato un rosone che è stato piazzato là durante il ventennio. È sempre colpa dei fascisti. Senza offesa mi sembra una stronzata, perdonate il francesismo. La colpa di questo sistema, insomma, di un sistema pubblico che abbandona le vestigia, cioè l'identità culturale del paese a se stessa, e troppi ce ne sono di questi casi in tutta Italia ogni anno, e da 20, 30, 50 anni, e insomma non doveva accadere. Ovviamente c'è una persona che non c'è più, un operaio. Ecco, noi che siamo una trasmissione che parla di lavoro, soprattutto, che il lavoro debba essere il basamento della cultura della nostra società, visto che siamo una repubblica fondata sul lavoro, almeno così c'è scritto nella Carta fondamentale, e abbiamo ancora persone che al giorno d'oggi escono di casa e non sanno se ci tornano. Questo operaio romeno aveva 66 anni, era poi vicino alla pensione. Io volevo dare anche le condoglianze alla famiglia del poliziotto di Napoli, sì, che è morto pochi giorni prima, perché una persona embriaca e fatta di sostanze ha preso la macchina, ha pensato bene di centrare in pieno l'auto della polizia che stava a bordo strada, e le persone che c'erano dentro, c'erano 3 maggiorenni erano in 6 in quella macchina, tra l'altro. Però in alcune zone d'Italia sappiamo benissimo che il codice della strada è un optional, mi dispiace, però è la verità, e non si sono nemmeno degnati di fermare il conducente di hai tirato sotto uno, e quell'uno era un ragazzo splendido che faceva il poliziotto. Ecco, purtroppo siamo un paese dove questi casi si moltiplicano alla faccia della Repubblica fondata sul lavoro, alla faccia della dignità della persona umana, alla faccia delle loro famiglie, alla faccia che uno esce la mattina e non sa più se ci torna a casa, eppure è andato semplicemente al lavoro. Ci dispiace sentire sempre queste cose. Ecco, ovviamente siamo molto ascoltati, speriamo che chi di dovere si muova. So che per l'edilizia si stanno dando da fare, ovviamente speriamo che i tribunali e le procure facciano il loro lavoro. Ecco, si parla tanto di referendum sulla giustizia, c'è una giustizia che funziona malissimo in Italia. Io non avrei dubbi su cosa fare, su cosa andare a votare, lo sapete benissimo. Penso che gli italiani hanno un'occasione unica per cambiare le cose, anche a livello di giustizia, perché vediamo che se le nostre strade, la nostra società funziona male, è perché c'è un problema grande, enorme, più di una casa, forse come una Torre dei Conti, sì, perché la giustizia in questo paese non funziona. Ma una Torre dei Conti moltiplicata per 100, forse anche per 1000. Assolutamente. Sì. Io non so il sociologo, abbiamo l'onore di avere un dottore in sociologia che è Marco Castelli, che dovrebbe insomma odorare meglio di noi i sentimenti della società, ma penso che questo sia un problema sentito dalla popolazione. Comunque negli anni 90 già fu votato un referendum che prevedeva la separazione delle carriere e la responsabilità dei magistrati. All'epoca era un referendum insomma consultivo, possiamo dire, tanto è vero che il Parlamento se ne fregò altamente. Questo giro invece il voto può essere importante, perché la legge è di rango costituzionale, quindi o si cambia o si sceglie di lasciare tutto così. A voi, insomma, al popolo il giudizio, però meditate, gente, meditate. Questo accade, il paese è fuori controllo anche soprattutto di una piccola parte della società, poi una piccola parte distorta anche della magistratura, che insomma utilizza il potere per fare scelte da imporre a tutto il resto della popolazione, compreso la sicurezza, compreso la Corte Costituzionale, quello che è giusto o meno giusto, e insomma per una volta venite chiamati a decidere una cosa molto importante, la direzione che il paese e le vostre vite dovrebbero prendere. Che questa è una scelta di casta, cioè non sì. è una scelta di casta, che è pure peggio
anzi è molto peggio di quelle che potevano essere le scelte Ma corporative. Anni fa, nemmeno a farlo apposta, Marco Castelli invitò un magistrato di cui, Sabelli, che Sabelli era uno dei magistrati più indipendenti, uno dei più critici delle correnti della magistratura, dell'attuale sistema della magistratura. Ce ne sono tantissimi nella storia, da Falcone e Borsellino in giù, ma anche prima di Falcone e Borsellino. Il fatto della correntizzazione della magistratura, la politicizzazione, è tutto dovuto purtroppo a un sistema che ha la sua nascita dalla Costituente, quando fu partorita la Costituzione, scritta in fretta e furia, anche male, oserei dire, perché tra i problemi è appunto questo, la mancata separazione delle carriere, come avviene in tutte le democrazie del mondo, voglio ricordare. Tutte le democrazie del mondo hanno la magistratura giudicante e quella inquirente, cioè i PM separati, e sicuramente non c'è questo potere immenso che hanno in Italia. Questo è un vulnus, come direbbe Zagrebelsky, è una cosa insomma che va appianata una volta per tutte. E purtroppo siamo qua a piangere l'ennesimo morto, gli ennesimi morti dovuti anche a questo. Insomma, non so, io sono per il fare, per cambiare, poi ognuno la pensi come vuole. Certo è che siamo qua, ci sono due persone che non ci sono più, un operaio e un poliziotto. Basta, non c'ho più niente da dire, vi lascio. Grazie per le tue parole, Federico, che sono sempre uno stimolo per il corretto uso del vivere, dello Stato, delle leggi, cosa che appunto un po' ci manca, insomma. Magari ragionassero chi appunto ha le leve del potere in mano, chi sia a livello politico, a livello amministrativo, che a livello appunto che giudiziario, ma che magari ragionassero un pelino in questa maniera. Io Mimmo devo scappare al lavoro, sperando di tornare. E fai attenzione. Battaglione. Ciao a tutti, buon ascolto su Radio Libertà. Ciao. Marco Castelli, il mio sociologo preferito. Una volta c'era un movimento che diceva che il popolo non vota ma lotta, e forse in questo caso sarebbe il caso che oltre a lottare il popolo torni anche a votare, considerato che il voto può essere anche anzi è il sistema per prendere e migliorare quelle che sono le cose che vanno storte nel nostro paese, nella nostra nazione. In riferimento chiaramente alla riforma della giustizia, sì, assolutamente. Certo. Poi facciamo conto che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avremo, a mio avviso, una battaglia abbastanza aspra su quello che è poi la partecipazione al referendum e ci sono già insomma in maniera abbastanza definiti il fronte del sì e il fronte del no. In ogni caso, ecco, viene da dire che chi non va a votare in questo caso non è una scelta strategica, nel senso che il referendum non prevede il quorum, quindi chiunque va a votare, il suo voto ha un peso, la sua preferenza sta esprimendo un diritto che ha un peso reale. Sono le 15:17 qua dall'orologio che vedo sullo schermo davanti a me. Abbiamo un altro ascoltatore, perciò diamo la parola all'ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno a tutti, sono Gianfranco, vi chiamo da Genova. Ciao Gianfranco, buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora, volevo capire una cosa, perché forse sono io che ho capito male, ma non capisco il collegamento tra la riforma sulla giustizia e le due morti che ci sono state, il povero poliziotto e l'operaio, povero operaio anche lui. Gianfranco, noi facciamo la trasmissione. No, ascolta, noi facciamo la trasmissione così proprio a braccio, non ci prepariamo mai nulla prima. Abbiamo cominciato parlando di una cosa, dopodiché, visto che ci sono state queste due morti, c'è stato Federico, che è uno dei conduttori storici, che ha voluto ricordarli, cioè non è che necessariamente se diciamo una cosa ci deve essere un collegamento. Allora l'ho capito male io, vi chiedo scusa. Non capivo. Posso dire un'altra cosa sulla riforma, però, visto che ha parlato della riforma. Allora, con la riforma Cartabia, cioè, ecco, quello che non capisco, cioè, perché con questa riforma la giustizia dovrebbe migliorare in qualità, perché già con la riforma Cartabia il passaggio tra magistratura inquirente e giudicante riguarda neanche l'1% dei soggetti, e
non riesco a capire come possa migliorarla, perché poi te lo spiego io, Gianfranco da Genova, te lo spiego io per radio, guarda, anche perché appunto le cose bisogna viverle o subirle. Mi dirai la tua opinione. Sì, no, te lo spiego io anche. Di saperlo, però tu mi dai la tua opinione, giustamente. No. Io ti aggiungo anche, Gianfranco, io ti aggiungo anche i fatti. Ci sono state persone che sono state imputate, inquisite, processate, cose che si sono ritrovate a ricevere una condanna da un giudice che faceva parte prima del collegio giudicante, dopodiché dopo tanti anni si sono ritrovati appunto in fase di, visto che in Italia i processi durano anche molto tempo, molto assai, non si dice in italiano ma io lo uso, allora si sono ritrovati appunto ad essere giudicati dal pubblico ministero, cioè da quello che prima era il pubblico ministero che ha iniziato l'attività giudiziaria nei suoi confronti, e poi si sono ritrovati a essere giudicati in appello o in Cassazione dallo stesso giudice o comunque dallo stesso magistrato che li aveva appunto condannati. Questa è una cosa che per esempio la legge Cartabia non ha fatto. Ti posso dire che riguardo alla legge Cartabia ci sono tanti che operano sia a livello di magistratura che anche a livello di avvocatura, che ne hanno appunto da dire più di una. Su questo ne parleremo anche, io farò una trasmissione proprio apposita in questo senso. Ho fra le mie conoscenze, fra le mie amicizie, tanti validi avvocati che ti potranno meglio spiegare a te, come anche agli altri ascoltatrici e agli altri ascoltatori di questa trasmissione, com'è la questione della giustizia. A volte la giustizia, per poterla capire, deve essere vissuta, nel senso deve essere subita. Noi qua in Italia spesso e volentieri subiamo, perché dalla giustizia italiana applicata come è stata applicata fino ad oggi nessuno è immune. È capitato a me, può capitare a chiunque altro, può capitare anche a te, perciò appunto prima la sistemiamo e meglio per tutti. Marco, ci sei? Io certo ci sono, sì, ascoltavo la tua spiegazione. Certo. Capito? Perché la giustizia a volte è un po' come la droga, perché tanti appunto dicono, ma la droga, se uno si è drogato è perché appunto evidentemente una cosa altra. Guardate che nessuno è immune, nessuno è esente. Quello che capita a un disgraziato, fra virgolette, può succedere a chiunque. Io sono anni che lo ripeto. Abbiamo un altro ascoltatore? Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, buonasera a tutti e due, Lisetta. Buonasera Lisetta. Allora, visto che oggi è il 4 novembre, perché non ricordare il monumento ai caduti in guerra? Io l'ho fatto con la canzone del Piave. Ecco, bravissimo, sì, io l'ho sentita, ci mancava anche quella. Allora, ragazzi, ogni paese, ogni città ha il suo monumento ai caduti in guerra. Non importa che sia imponente, progettato da un grande artista, secondo me, o invece piccolino, modesto, costruito alla buona con poche pietre, una lapide, una croce, una lampada votiva. Ciò che conta, secondo me, infatti, è il sentimento che ogni monumento testimonia. Ritengo perciò che i monumenti ai caduti siano non soltanto un tributo di onore e di memoria a quanti siano stati travolti dalla furia di una guerra, ma anche un ammonimento, ragazzi, severo, crudo come la verità agli uomini di ogni tempo. I monumenti ai caduti infatti recano non soltanto il ricordo delle vite spezzate, del sangue versato per la patria, ma anche l'avvertimento solenne, sempre secondo me, che la strage può ancora ripetersi, che un'altra guerra può ancora distruggere, devastare e uccidere. È un monito tremendo che spesso gli uomini sembrano dimenticare. Ultimamente tutto non ce qua. ne mancano. Io vi saluto e buona giornata. Grazie Lisetta. Ultimamente i moniti si sono anche avverati in diverse situazioni. Marco, a te la parola. Su che cosa? Che abbiamo aperto 5 cartelle. Allora, per chiudere il discorso delle morti sul lavoro, dicevo, sì, ok, è comprensibile il discorso dell'ascoltatore che dice... Però Marco, perdonami, ti devo interrompere. Quando tu prendi, abbiamo aperto 5 cartelli, piglia e mi riviene subito il cartello, quello principale, che è il povero Maduro che sta subendo le attenzioni di Trump,
che appunto in pratica vuole distruggere tutti. No, i cartelli di cui parli tu su altri, non sono i cartelli. Ho detto 5 cartelle, nel senso 5 parentesi aperte, ecco, cerchiamo di chiuderne una senza tirare in ballo Maduro, che poi sì, perché sarebbe la sesta cartella. Esatto, sarebbe un casino. No, sul mondo del lavoro, come diceva anche giustamente l'ascoltatore, il collegamento con la riforma di per sé della giustizia era un ragionamento che faceva Federico, collegato implicitamente a una serie di processi che spesso vengono fatti, a volte finiscono in prescrizione per i tempi biblici della giustizia e via dicendo. Adesso non credo che sia il caso dei 2 tristi episodi di questi giorni qui, almeno spero di no, però in effetti sì, c'è stato insomma in passato diversi episodi in cui i responsabili a fine l'hanno fatta franca o comunque si hanno scampato le pene peggiori per decorrenza dei termini e via dicendo, e dovrebbero essere, io non ne sono così convinto, ma dovrebbe essere una delle tematiche centrali di questa riforma. Secondo me, diciamo i punti forti sono altri, ecco, come la separazione delle carriere e altre insomma cose, però tornando ai morti sul mondo del lavoro, fate conto che andando a guardare in questi giorni non ho avuto un numero ufficiale, però siamo intorno alle 700 vittime circa da fonti diverse dall'inizio dell'anno. Ok, dato che ormai non siamo verso la chiusura dell'anno, siamo a novembre, dovremmo attestarci purtroppo intorno a sempre alle 700-800 vittime, che più o meno sono quelle annuali che accadono. Come dicevamo, le cause sono tante, sono svariate, fa sempre arrabbiare come giusto che sia, sono a volte negligenze sia da parte di chi lavora, che appunto non si dota delle dotazioni del caso, oppure non segue le procedure perché magari considerate un po' un appesantimento. Sì, ecco, rispetto alle mansioni che devono svolgere, e altre volte la negligenza da parte delle imprese, che magari appunto, come era il caso famoso della Thyssen, non forniva le dotazioni necessarie per far fronte a determinate disgrazie. Altre volte, ragazzi, è la disgrazia che succede, insomma, fa sempre arrabbiare. Sta di fatto che intervenire, sì, è giusto intervenire da un punto di vista normativo. Ecco, non mi sembra che siamo tanto indietro, questa è una mia impressione, da un punto di vista di normative. A volte ci sono proprio disgrazie, a volte le procedure non vengono seguite, a volte appunto le dotazioni non vengono date e i responsabili non insistono abbastanza su seguire determinate cose, quindi è un insieme di fattori, purtroppo. Sì, quello principale è la sfiga, perché io ho detto fate attenzione, perché la giustizia italiana è un po' come anche la droga, può colpire chiunque, nessuno ne è immune, nessuno ne è esente, e la sfiga in effetti è un fattore determinante a volte, o no? No, soprattutto per le morti sul lavoro sembrerebbe di sì. In ogni caso, insomma, è giusto anche continuare a cercare di andare avanti per ridurre il più possibile la sfiga. Poi a volte purtroppo succede e così è. Viceversa, appunto, sul discorso della riforma giustizia, ecco, tirando in ballo chi ha fatto e che fa, immagino, l'imprenditore e l'imprenditrice. Oggi abbiamo avuto la prima udienza del Pandoro Gate della Ferragni, no? Un'udienza per truffa. Anche questa è un evento perché appunto si punta al rito abbreviato appunto per truffa, per il discorso che vi ricorderete tutti legato allo scandalo appunto di questa eventuale o probabile quota di beneficenza che alla fine non è stata versata, e insomma adesso si correrà in tribunale per capire quali sono le responsabilità. Appunto si punta al rito abbreviato. Per ottenere lo sconto di 1/3, perché in caso di condanna ci sarebbe 1/3 di sconto sulla pena. Ecco, lei punta alla soluzione, nel senso che si è anche fatta venire appunto in tribunale dicendo che è lì per dimostrare la sua innocenza, e insomma vedremo anche un po' qui come procederà. Sicuramente fa riflettere, Nima, e poi vorrei sentire anche un po' la tua. Nel frattempo che Chiara Ferragni con altri imputati, e non è l'unica,
si appresta ad andare alla sbarra per dimostrare lei la sua innocenza, insomma la magistratura fare il suo corso e capire bene di chi sono le responsabilità di questo misunderstanding, di questa mancanza quasi di comprensione su chi doveva versare questi soldi. Ci sono le frasi dell'ex marito che secondo me danno gettano almeno un po' di sale dal punto di vista della comunicazione politica a degli interni. Cioè Fedez scrive su un libro che alla fine della fiera si è sentito usato dalla sinistra, che è inferiore, dice, cioè si comporta peggio a livello umano, la definisce umanamente inaffidabile, rispetto invece agli esponenti del centrodestra, in particolare Matteo Salvini, che gli è stato vicino per tutto il periodo del ricovero della sua malattia. Sapete, aveva avuto un tumore al pancreas. Un tumore al pancreas, poverino, sì. E chi ha avuto, insomma, nonostante le rivalità politiche, il fatto che non se le siano neanche mai risparmiate, insomma, non se le sono mandate a dire l'uno sull'altro riguardo tematiche politiche, ecco, poi nel momento, insomma, della necessità di questo ragazzo qua, che può piacere o meno, però insomma è sempre un ragazzo malato, chi si è dimostrato più vicino di tutti è stato proprio Salvini, quello che apparentemente era un rivale politico, e viceversa ha detto che sono spariti tutti quelli che erano invece prima a tirarlo per la giacchetta da una parte e dall'altra, per insomma sfruttare la sua influenza, i suoi follower, la sua popolarità a seconda della battaglia politica o di altro tipo, insomma. E qua ti blocco perché siamo alla prima parte della trasmissione e abbiamo la pubblicità. Pubblicità, restate con noi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E sempre martedì 4 novembre 2025 siamo sempre nello spazio più da Radio Libertà. Sono Mimmo Magnetta e con me appunto c'ho il sociologo dottor Marco Castelli. Prego Marco, a te di nuovo la parola. No, niente, raccontavo come parallelismo, no? Parlavi giustamente della giustizia, dell'imprenditoria, prima insomma con la parentesi doverosa sui morti del lavoro, e ti provo a dire che appunto che cosa ne pensavi te del discorso della Ferragni, che appunto è alla sbarra, quindi è davanti al processo. Lei si presenta e poi, sempre per restare in famiglia, l'ex marito Fedez, che parla paradossalmente molto bene di Matteo Salvini a livello umano. No? Sono due notizie collegate appunto da un discorso di parentela. Ovviamente anche in alcuni articoli che avevo letto Fedez dice che la vicinanza insomma umana da parte di Salvini si è verificata anche nel caso insomma del Pandoro Gate, nonostante insomma fosse meno diretta, ecco, a Federico Lucia, ha detto Fedez, è più una questione aziendale legata a Chiara Ferragni, e insomma non ha fatto mancare la vicinanza umana. Marco Castelli, Matteo Salvini noi l'abbiamo conosciuto bene. Sì, certo, però è un conto se lo diciamo noi, Mimmo, è un conto se te lo dice un ragazzo sempre idolo un po' della sinistra, un po' sempre con i posso fare una piccola precisazione, perché appunto in pratica Fedez a volte sono uscito anche con battute pesanti nei confronti della destra e dico, ma Fedez l'ho conosciuto in una mitica palestra milanese, la Palestra Doria, e faceva appunto box e savate assieme a tal Franchino che faceva la sicurezza all'Hollywood,
che era proprio suo. Poi è finito all'Isola dei Famosi questo Franchino, insomma, però la palestra Doria è sempre stata conosciuta come una palestra a Milano indirizzata abbastanza a destra. E Fedez ha fatto, io per come l'ho conosciuto io, proprio ha fatto non una giravolta, ma un triplo salto mortale carpiato. Si dice così, giusto? Correggimi se... praticamente l'essere cresciuto sportivamente in un certo ambiente, in un certo ambiente sportivo, ha preso, lui era diventato il portatore di idee appunto di sinistra. Mi pare che Fedez si sia messo anche, si sia impossessato anche lui della canzone Bella Ciao, belle di qua, belle di là, insomma parecchie volte si è espresso a favore di una certa ideologia politica che appunto in effetti poi si è comportato di merda come lui l'ha detto, cioè a sinistra succede spesso e volentieri, ma questo perché a sinistra sono sempre tutti molto pragmatici e per cui quando tu servi fanno, cioè ti usano, come giustamente ha detto anche lui. Quando hai finito il tuo servizio, boh, stop. Mentre invece noi abbiamo lui ha avuto a che fare, ha avuto la solidarietà umana da Matteo Salvini, perché Matteo Salvini comunque sostanzialmente, anche se è diventato vice premier e ministro, è comunque sia sempre un bravo ragazzo, è uno che le cose le sente o di pancia o di cuore. E noi abbiamo avuto modo appunto di conoscerlo, lui appunto è sempre stata una persona molto attenta a quelli che sono gli aspetti umani, ma era normale che accadesse, insomma. Sicuramente a Fedez non se lo filerà manco per un attimo Matteo, l'altro Matteo, il Matteo sbagliato, Matteo Renzi, no? Ti dico, io spesso e volentieri ho fatto io e anche te abbiamo fatto le trasmissioni parlando del Matteo giusto e del Matteo sbagliato, perché sono due modi proprio diametralmente opposti e che di vedere, di intendere la vita, di vedere l'essere umano. Insomma, noi abbiamo a che fare con un sindacalista che mo si è messo a sparare alla grande. Io per esempio, ecco, ho sentito che venerdì prossimo ci sarà l'ennesimo sciopero dei trasporti. Noi abbiamo a che fare con sindacalisti che fin quando c'è stato un governo di centrosinistra che non ha mai fatto niente per circa 12 anni, e adesso invece è diventato uno scatenato. Maurizio Landini è diventato uno scatenato, non manca occasione per prendere e organizzare scioperi e minacciare scioperi generali. Questo è, cioè noi abbiamo a che fare con questa tipologia umana. Sì, però se posso, giusto per dare anche un po' ancora più voce insomma a questa cosa qua, quello che Fedez sottolinea, e secondo me in maniera anche precisa, è una sorta di contraddizione che c'è tra un certo tipo di propaganda di sinistra che mettono davanti apparentemente sempre una forma morale, no? Sì. Se ti ricordi, l'ho sempre sostenuto che è anche abbastanza, per quello che mi riguarda, irritante sentire prediche, litanie da parte dei vari esponenti della sinistra per cercare di discernere e di decidere loro chi è il giusto, qual è lo sbagliato, chi è il buono e chi è il cattivo sempre della storia, per poi alla fine della fiera dimostrarsi in questi termini ipocriti, da quanto dice Fedez, perché appunto chi prima gli intasava le linee telefoniche perché appunto lui era utile alla causa, quando poi da prima causa della sua malattia, che comunque è una disgrazia, ragazzi, cioè non è che gli si può imputare qualcosa, no? A sto ragazzo. D'altro canto successivamente per il Pandoro Gate, quindi per la vicinanza sua familiare a Chiara Ferragni, insomma hanno staccato le linee telefoniche gli stessi che prima invece hanno proclamato a tutto andare, insomma, comportamenti diversi. Viceversa, chi viene accusato da questi di essere un insensibile, un cattivissimo, una sorta di diavolo incarnato, è Fedez stesso che dice invece essersi comportato in maniera umana, in maniera anche non richiesta, e soprattutto una cosa che è una qualità che insomma al giorno d'oggi dei social, dell'iper esposizione mediatica, è bene notare. Tutto questo è rimasto estremamente riservato fino a quando appunto in questi giorni non è il cantante stesso che ce l'ha raccontato tramite il suo libro, no? Quindi non è che è stata sfruttata sta cosa neanche da Salvini come, non so, una sorta di Ranucci farà un report su questo, dice com'è che Matteo Salvini non ha sfruttato anche questa cosa qua. Senti, perdonami, perciò il Pandoro Gate, esatto?
Il Pandoro Gate, sì, è stata quella... Chi era? Cremonini, quello che cantava la canzone "Hanno ucciso l'uomo ragno", chi è stato non si sa, forse quelli erano gli 883, vabbè. Perdone, ogni tanto c'ho delle sfasature. Però secondo me allora può essere che questo Pandoro Gate sia stato provocato, prodotto da chi invece produce panettoni, o no? Ma allora c'era perché produce panettoni, già pensavo di risponderti seriamente, ma andiamo. Ecco, c'era purtroppo come imputata che è venuta a mancare ho un lapsus momentaneo, era quella della di Striscia la Notizia, era la figlia del fondatore dell'azienda, che il Pandoro Gate era legato a quell'azienda che non me lo ricordo più. La Bauli? No, non era la Bauli. La Bauli, quella famosa dei cessi di marmo nell'autogrill sulla Milano-Venezia. Scusami, era Alessandra Balocco. Scusami, morta a 61 anni, tra l'altro, poverina, di malattia anche lei, e c'era anche come coimputata lei, perché appunto adesso si deve capire in termini processuali di chi sono le responsabilità di questa sparizione della donazione, di questa mancata donazione di €1 milione. Ovviamente, ecco, c'è da dirlo, Chiara Ferragni in realtà poi ne ha donati 3,5 milioni, una cosa del genere, quindi anch'io non ho mai creduto troppo che fosse una volontà di truffare il consumatore per delle cifre che sicuramente a noi, per noi sono da capogiro, insomma, per certe personalità, ecco, non sono così ingenti da rischiare di esporsi per truffa, quindi probabilmente è stata una negligenza all'interno delle aziende, secondo me. Però sta di fatto che appunto quelli che erano considerati la coppia il grande modello della famiglia, imprenditori cantanti per bene di sinistra che facevano la morale a tutti, con di fianco Zan, con di fianco vari esponenti del mondo LGBT, con tanti figure anche della società civile per bene che venivano a far la morale, eccetera eccetera. Al primo scandalo in buona sostanza si sono trovati soli, abbandonati, loro due si sono separati, un momento di difficoltà anche di salute di Fedez si è trovato da solo, abbandonato, e insomma chi invece si è fatto sentire a livello di vicinanza umana senza neanche poi esigere un obolo elettorale per questo, insomma ha un nome e un cognome, li ha fatti Fedez, non li stiamo facendo noi, insomma è Matteo Salvini. Certo. D'altro canto invece Giuseppe Conte, Zan, Di Maio, ecco, tutti questi che invece prima sfruttavano molto la coppia d'oro. Marco Castelli, ma tu quanto hai ricevuto da Fedez per fare questo spot? Questa è una marchetta, è una marchetta, tu praticamente sotto stai dicendo andate a comprarvi il libro di Fedez e leggetelo. Allora, io come al solito purtroppo mi tocca smentire, nel senso che non mi ha mai pagato nessuno. Purtroppo. Questo è quello che ci dà. Altri vogliono che legga il libro, in caso faccia una recensione onesta e sincera, gliela faccio volentieri. Per amor del cielo, però insomma non credo che abbiano bisogno di me certi soggetti, né per promuovere un libro né altro. E perché no? Guarda, noi in fondo siamo qua, noi ancora oggi, io sono entrato nel 25° anno, in pratica, che continuo a sparare le mie. Federico dice che lui lo sparacazzate, anche io insomma sono stato definito così, e perché appunto comunque sia noi spariamo delle cazzate vere, cioè li spariamo sempre senza remunerazione, che ha un valore, insomma il fatto per esempio di non essere pagati ti dà questa libertà. Riguardo invece al discorso dei 3 milioni di euro che la Ferragnez, esatto, giusto, la Ferragnez, io ogni tanto mi confondo, ha pagato la Ferragni, sì, ecco, ho mischiato la parte della Ferragni con parte di Fedez. Oggi sentivo una trasmissione radio, non mi ricordo se era Radio 1 o se era Radio 24, in cui c'è stato il Codacons, mi pare, che si è chiesto di costituirsi parte civile, che praticamente insomma di questi risarcimenti ne abbiano avuti una minima parte di chi sono ritenuti danneggiati, perché non so quante centinaia di migliaia di Pandori sono stati venduti,
E praticamente dice, insomma, in effetti il risarcimento che ha dato la Ferragni è poi troppo poco, insomma, perché Sì, è vero, però allora, qua è secondo una me la questione sempre Ferragni, di Danè in pratica. ma è sempre solo una Sì. questione di Danè, perché non si può, d'altro canto, neanche sperare che poi una cosa finisca e venga cancellata con un colpo di spugna, vedendo quello che poi è tutta una portata mediatica. Ripeto, non credo personalmente che Chiara Ferragni, con un'azienda così solida e florida come quella che aveva, e le auguro che abbia ancora, non ne ho idea, insomma, si faccia infinocchiare, scusate il francese, per 1 milione di euro, che per loro appunto sono cifre quasi irrisorie. D'altro canto è ovvio anche che adesso, sapendo anche la disponibilità economica, secondo me ci sono anche un po' di aziende o di enti che giustamente o meno, insomma, esigono risarcimenti di maggior entità rispetto a quanto già fatto. Il problema secondo me è la truffa ai danni del consumatore, che c'erano gli estremi, già lo si diceva insieme, forse quando appena scoppiato questo scandalo, forse ne parlavamo proprio in una trasmissione di ETE, Sì. e insomma era da valutare questi estremi. In realtà gli estremi c'erano, come si è dimostrato, per aprire il procedimento. Adesso c'è il Codacons, ma non solo, insomma ci sono anche altre realtà e associazioni che provano a ottenere questi risarcimenti. Poi c'è da dire che lei ha ottenuto, tanto quanto prima, un'elevazione a status quasi di simbolo, no? di una donna di sani principi, eccetera, eccetera. Oggi vive d'altro canto un contrappasso abbastanza violento, in cui appunto è stata oggetto anche di malelingue, dicendo che è un successo non meritato, eccetera, eccetera, quello che aveva prima. Insomma, sta vivendo un po' un momento oggettivamente difficile, insomma, sta donna qui. Poi può star simpatica, può stare antipatica, insomma, secondo me adesso c'è un filo di accanimento quantomeno mediatico, ecco. E comunque bella era prima e bella rimane anche adesso, insomma. Sì. Forse per questo motivo che è talmente... io non sono mai stato d'accordo con quanto proponevano né lei né il marito, come battaglie, come cose, ma neanche come idea un po' di sovraesposizione pop di alcuni ruoli imprenditoriali. Ma non mi ha mai fatto impazzire, affari miei. Sì. Quindi, per l'amor del cielo, ora mi sembra che da un punto di vista mediatico si è passato abbastanza attraverso delle fasi di sciacallaggio, perché alla fine della fiera quello che conta, come hai detto giustamente te, in Danè sono i soldi, e vedendo che lei ne ha, secondo me adesso si gioca anche un po' a volere, da un lato, discostarsi da lei, discostarsi da lui. Un po' sono stati trattati come degli appestati. La cazzata è stata fatta, nel senso che alla fine quel 1 milione di euro non è arrivato dove doveva arrivare. Però insomma l'accanimento è forte da un punto di vista, secondo me, di esigere risarcimenti, e dall'altro anche di affossare un'immagine che hanno contribuito tutto il sistema mediatico a creare. Cioè, da un certo punto di vista, caspita, sembrava che quando parlava la Ferragni era una forma di apparizione mariana che doveva spiegare a tutti il bene e il male. Ecco, cioè, questa per me, come era un'esagerazione quella, secondo me adesso si rischia di ricadere in una nuova forma di esagerazione, quasi compensativa, però non credo che 2 cose storte ne fanno una dritta. Tutto qua. Sì, in effetti questo è comunque il nostro modo di vivere, questo è il sistema in cui noi tutti quanti siamo precipitati, ed è per questo appunto un motivo in più appunto per fare le scelte giuste quando ci viene data la possibilità di farle. E qua ritorno al discorso del referendum, ritorno al discorso della giusta separazione delle carriere dei magistrati, anche perché appunto succede è così in tutto il mondo. Noi poi abbiamo avuto il professor Giuliano Vassalli assieme al suo socio di studio, che era l'avvocato Giuseppe Gianzi, che appunto avevano in pratica fatto il codice di procedura penale, e anche quello praticamente cioè diciamo alla fine è partito ma zoppicando, e il passo successivo in effetti sarebbe stato quello di, visto che hanno voluto fare il codice di procedura penale un po' all'inglese, all'americana, in cui appunto la pubblica accusa doveva cercare anche quelli che erano gli elementi
a favore degli imputati, cosa che non è mai accaduta, o se è accaduta pochissimo, raramente. Ecco, il passo successivo a quel nuovo codice di procedura penale che fu fatto dal professor Giuliano Vassalli avrebbe dovuto essere quello appunto anche della separazione dei magistrati. Ripeto, oggi ci verrà data questa possibilità di esprimere il nostro parere, e sarebbe il caso appunto di partecipare. Insomma, il popolo per esempio degli astenuti, il popolo di chi non vota, il popolo di chi se ne sta a casa, di chi se ne va al mare o in montagna a seconda di quella che è la stagione, dovrebbe invece fermarsi un attimino e valutare la cosa e fare quello che è il suo dovere. Tu ne convieni o tu... No, io ne convengo, anzi figurati, c'è da dire che... Ma come, non dovevamo adesso... andare a fare la scampagnata noi? Dovevamo andare a fare la grigliata? No. Vabbè, qua si va a votare e poi si va a fare la grigliata, nel senso che quello non è un grosso problema. Poi se uno vuole andare, è che io non sono neanche d'accordo con l'idea che il voto debba essere un dovere. Cioè, nel senso, se purtroppo il grande lavoro adesso dei vari comitati del sì e del no è accendere abbastanza il dibattito per interessare le persone su una questione strettamente tecnica. A me è quello che preoccupa molto, perché ovviamente la riforma della giustizia è una riforma tecnica, non è una riforma politico-demagogica dove ci sono grandi temi che possono infiammare le persone. La questione adesso veramente complessa è andare a interessare la gente, capire in che modo la riforma può migliorare, oppure se non va a migliorare per il fronte del no, perché appunto è meglio una condizione attuale. Secondo me ci saranno settimane abbastanza accese, anche perché tenete presente che in termini di interesse mediatico e di interesse della popolazione, gli scandali giudiziari valgono molto di più rispetto a invece una consuetudine, una normalità. Quindi, dato che stiamo vivendo un periodo in cui c'era stata la serie TV su Bossetti, adesso la riapertura del caso di Garlasco, ma una serie di magari anche gli scandali quando ogni tanto salta fuori uno che innocente ha fatto 30 anni di galera e via dicendo, ecco, sono tematiche che infiammano anche giustamente l'opinione pubblica, e quelle pesano molto di più, nonostante siano episodi di una consuetudine, di un andare avanti ordinario della giustizia. Ok? Quindi secondo me i due comitati dovranno cercare poi di tradurre in pratica e in linguaggio potabile per tutti quelle che sono poi delle riforme sostanzialmente tecniche. E quello un po'... Tu praticamente stai quasi, Marco, tu praticamente stai quasi dicendo che dobbiamo stare attenti, che potrebbe capitare una bomba sui treni, una bomba in stazione, oppure un terremoto nel Belice anziché nel napoletano, praticamente, perché poi in Italia ogni volta che ci siamo trovati di fronte a situazioni a momenti particolari della storia italiana è accaduto sempre qualche cosa. Sì, no, adesso io non potrebbe lo so, essere che venga fuori, si inventino qualche nuova accusa. Prima hai parlato appunto di Matteo Salvini, può darsi che appunto si inventano qualche altra nuova accusa nei confronti di Matteo, tanto per distogliere l'attenzione. Tanto per cambiare, tra l'altro, perché tra un po' non sanno più che cosa fare per assolvere uno, poi si viene vabbè, fa niente, anche quelli sono giochini politici. La questione di capire è come e se la separazione delle carriere andrà a incidere positivamente, che cosa dice uno, che cosa dice quell'altro, l'idea di crearsi una casta, come appunto quella che viene accusata dal fronte del sì, quindi da chi vuole questa riforma, no? Si è andata a creare una casta di professionisti che di fatto fanno parte della stessa categoria, quindi si tenderà sempre a favorire uno della categoria piuttosto che invece sfavorirlo. Ad esempio questa è una tematica, anche perché de facto le carriere sono già separate, cioè, per dirla tutta, non è così semplice al giorno d'oggi vedere giudici che diventano PM e PM che diventano giudici. Se vogliamo fare un esempio anche di virtuosità, spero, non lo so, comunque se di quello che è successo al figlio di La Russa è stato assolto perché il PM ha chiesto l'assoluzione, ok, per lo scandalo in cui era stato tirato in mezzo.
Quindi in effetti il PM può chiedere la soluzione e il magistrato, il giudice può scegliere se convalidarla o meno. Quindi in realtà le carriere sono de facto separate. Altra cosa è sul discorso dell'Associazione Nazionale Magistrati e sui giudici del CSM, quindi questa sorta di estrazione e che non siano più in mano alle correnti. Un'altra cosa che c'è molto in dibattito, non mi sembra che sia in riforma, è l'opportunità o meno di avere delle correnti. Io ad esempio sono per il sì, cioè sono per avere le correnti. Le tematiche ci sono, l'importante è che ci siano delle persone abbastanza interessanti anche da rendere per la cittadinanza questi argomenti di interesse e non semplicemente un affare tra tecnici, perché sennò in quel caso lì veramente vincerà come sempre l'astensionismo e via dicendo. Ecco. Secondo me sarebbe interessante vedere se questa appunto può essere un'occasione non solo per riformare il mondo della giustizia, ma è un'occasione anche per ritornare a raccontare la politica reale in un modo un po' più interessante rispetto a quanto invece siamo soliti sentire. E poi Non so anche, te, Nimo, cosa dici. anche di riavvicinare la gente, insomma, o no? E così riavvicini la gente, cioè è giusto avere il parere tecnico perché è una riforma tecnica, però avere una riforma tecnica ben raccontata. Ecco, che siano posizioni che vengano raccontate in modo giusto, non solo retorico, non solo appunto per addetti ai lavori, ma che riescano a rendere una narrazione coinvolgente per tutti, perché di questo poi dipende il futuro del nostro paese, quindi in un verso o nell'altro. E noi è giusto che insomma ne partecipiamo al paese, se no che cosa siamo qua a fare? No. Io in effetti io spero che appunto tutto quello che verrà sollevato in questo periodo qua serva appunto a far funzionare meglio la giustizia, evitare appunto che ci siano degli innocenti che finiscano in galera, che vengano riconosciuti tali, innocenti tali dopo 30 anni, oppure che comunque sia quando comincia un processo non dura come minimo 6-7 anni, perché poi tanti, ecco, ritornando a quello che è l'aspetto economico della trasmissione che noi dovremmo trattare, quello del lavoro. Per esempio, se tanti stranieri non vengono qua in Italia a creare lavoro, a fare imprenditoria, è proprio perché se succede se c'è qualche problema, la giustizia italiana, soprattutto per quanto riguarda le questioni civili, è troppo lunga. Insomma, noi dobbiamo appunto fare in modo che il nostro paese torni a funzionare, torni ad attrarre le persone, non solamente i turisti che vengono qua per andare a visitare i monumenti. Meno male appunto i monumenti, tolta la torre che è crollata ieri, ne abbiamo tantissimi altri. Ecco, speriamo che quello che è successo ieri serva anche da stimolo ad andare a fare le verifiche in tutti gli altri siti culturali che noi abbiamo, i monumenti che noi abbiamo, in maniera che certe tragedie poi non si ripetano. Insomma, ecco, speriamo che appunto, io spererei tanto prima di abbandonare questa valle di lacrime, visto che ormai ho anche raggiunto una certa età, che appunto il sistema un po' migliori o comunque si perfezioni quelle che sono delle cose che sono veramente inguardabili adesso. Cioè non si può pensare che in un'epoca in cui addirittura si rivolgono alle intelligenze più o meno artificiali, debba accadere che appunto in Italia la giustizia debba per fare il suo corso e nella maniera appunto corretta debba impegnare decenni, cioè non è una cosa che appunto a me stravolge. C'è sempre stato però anche una questione di relazione tra il mondo della politica e il mondo della magistratura, che insomma ha se vuoi spesso ostacolato un'idea di riforma che con questo nome che potesse celebrare veramente questo nome, la riforma Cartabia, a sentire tanti giuristi su tanti fronti, quindi che siano avvocati, giuristi d'impresa, consulenti legali, magistrati, giudici, OPM, insomma, magari non lo diranno mai ufficialmente o lo diranno a denti stretti ufficialmente, però insomma la riforma Cartabia è per tanti aspetti considerata dagli specialisti peggiorativa. Sì. Okay? Io tiro in ballo Brunetta, per esempio. Brunetta tante volte viene stramaledetto da tante categorie di lavoratori, perché Brunetta ha fatto anche lui un sacco di errori, dicono, insomma, ecco, diciamo così. Che
Sì, anche ecco, in questo caso ho sentito tanti appunto esponenti del mondo giuridico lamentarsi della Cartabia. Sì. Poi c'è anche da dire che ci si lamenta sempre, noi in Italia abbiamo un po' questo vizio, giusto per stare un po' sull'antropologia culturale del nostro paese, insomma è sempre un po' la fiera del piove governo ladro, quindi non va mai bene niente a priori. C'è da dire che probabilmente hanno ragione, sono questi giuristi, che la riforma Cartabia è stata per tanti aspetti penalizzante e non migliorativa. Vediamo se questa riforma Nordio invece, molti dicono ma è soltanto una questione formale, ma vediamo, insomma, analizziamola, sarebbe anche bello insomma trovare un argomento alla volta e sentire dei vari esponenti, chi del sì, chi del no, che dicano le loro, insomma, che dicano la loro. Ci attrezzeremo in questo senso. Ci attrezzeremo in questo senso, Marco Castelli, giusto? Sì, cioè se sei d'accordo, secondo me può essere un bel servizio serio che si fa ai nostri cari ascoltatori, tutto qua. Vabbè, e con questo, Marco, abbiamo terminato il nostro tempo. Ti ringrazio per il tuo intervento e ringrazio gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Libertà per aver avuto la pazienza di stare ad ascoltare tutte le nostre opinioni, tutte le nostre convinzioni. E comunque quando sarà andate a votare. Io ripeto, secondo me il popolo, oltre che lottare, se è necessario deve anche votare. Grazie dell'ascolto. Marco, a te saluti, vai con i saluti, Marco, vai tu. Ciao a tutti, un abbraccio a tutti e grazie per l'ascolto. Fermo là, su Radio Libertà. Fermo un momento, dobbiamo fare i complimenti a una persona noi, Non ho capito, scusa. Dobbiamo fare i complimenti a una persona che se li merita. La dottoressa Giulia Cortesi, assolutamente, un 110 lode. Ecco, questa è una nuova professionista che si affaccerà al mondo del lavoro in psicologia clinica, con insomma i complimenti della commissione, ed è giusto che insomma ecco, anche questi ragazzi giovani così meritevoli abbiano un mondo strutturato in modo che il proprio lavoro, la propria dignità, la propria professionalità possa essere espressa al meglio. Insomma, quindi complimenti a Giulia e a tutti gli altri che si sono laureati con lei. Grazie a tutti e alla prossima trasmissione. Ciao. Avete ascoltato Spazio Più.